Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di newsicilia.it. Circa 1 migliaio di persone, in gran parte ragazze, sono scese ieri in piazza a Palermo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La manifestazione è stata promossa dall'associazione femminista Non Una di Meno, previsto per oggi un presidio in piazza Verdi davanti al Teatro Massimo. Grave incidente stradale a San Leone, frazione balneare di Agrigento, dove 2 turisti spagnoli sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada. I 2 giovani, un 20enne e una 22enne, sono stati trasportati in ospedale. Il ragazzo è in prognosi riservata, denunciata una donna di 30 anni che era ubriaca alla guida. Rimaniamo ad Agrigento, dove il corpo senza vita di un uomo di 52 anni è stato ritrovato nella notte nell'atrio del cortile della sua abitazione. A fare la scoperta un passante, si pensa ad un malore improvviso. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Catania, dove alcuni corpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi nella zona della piazza Caduti del Mare, meglio conosciuta come Tondicello della Playa. Recuperati almeno 10 bossoli che, secondo le prime verifiche, non sarebbero tutti dello stesso calibro. Nessun ferito segnalato. Infine la decisione del sindaco di Catania, che ha disposto per oggi la chiusura dell'Istituto Comprensivo Dusmet Doria del plesso di Via Playa. Il provvedimento è stato adottato dopo l'incendio divampato nella serata di giovedì scorso in un capannone abbandonato situato nelle vicinanze della scuola. I tecnici di ARPA Sicilia hanno invece installato un campionatore ad alto volume per il prelievo del particolato presente nell'aria al fine di poter verificare la possibile presenza di diossine. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e buona giornata.